Allora, la serata, a dire il vero, rispetto alle volte precedenti, è di gran lunga più graziosa rispetto alla pesantezza, no? L'orribile condizione delle volte precedenti in cui si doveva ficcare la testa dentro le cose meno, insomma, meno piacevoli, leggere, insomma. E stasera invece letteratura, però mettiamoci subito d'accordo, una parte per quella e poi terminiamo, perché in effetti non abbiamo chiuso, no, la vicenda sulla reificazione. Quindi, tanto per capirci come si imposta, come si distribuisce il tempo a noi offerto. Tra l'altro poi mi dicono che bisogna concludere leggermente prima, perché chi volesse, insomma, poi l'autografo, il libro, comprarlo, insomma. Allora, quindi prima il testo, il libro, quindi prima la letteratura, principesca cosa. E nella risulta temporale, nelle parti più di appendice, no, riacciuffiamo gli aspetti della reificazione e concludiamo, perché senza quella conclusione non avrebbe senso il lavoro prodotto dal 9 di ottobre. Allora, tra l'altro, mentre parlerò e dirò, poi probabilmente parlerà l'autore, faremo delle domande. Pensate a delle domande. No, un momento, io ovviamente vi introduco, vi dico delle cose. Dopodiché lì voi utilizzate al meglio le cose che vengono dette per imbastire delle domande e quindi far parlare l'autore, perché quello che conta è che parli lui, poi magari parlerà pochissimo che ti sottraggo il tempo, ma vabbè, cercheremo in qualche modo di risolvere al meglio la vicenda. Allora, voi non so se avete presente, comunque per televisione si vede, sala consigliare del Friuli Venezia Giulia, no? Consiglio regionale, Piazza Oberdan. L'aula è un'aula grande, che dalla televisione non si capisce, ma quando uno si infila dentro nota che insomma l'aula è grande. E quest'aula è grande, ed è grande, tutte le aule grandi, tutte le sale grandi, sono grandi anche per un motivo che subito si scopre, perché sono prive di finestre. Quindi è spiacevole stare in un luogo dove, anche qui no, adesso qui è chiuso, ma questa qui è piccolissima, quella invece è enorme. E ha la sua forma, ha una forma, non dico semicircolare in una parte, ma insomma è un segmento circolare, un settore circolare, dove sono i banchi dei consiglieri regionali, e di fronte, con una serie di livelli, e di fronte invece c'è una retta, un segmento, quindi dritto, in cui si siede la giunta, prima bancata, e sopra, in alto, si mettono il Presidente del Consiglio e a lato, da una parte e dall'altra, i funzionari della Regione. Io lì dentro ci sono stato 15 anni, quindi non poco, 15 anni. Le battaglie e via di seguito. Perché faccio questa introduzione? Questa introduzione perché ad un certo punto io mi accorgo di vedere ai lati, lassù in alto, mentre si battaglia, no? Siete presente? Cioè io ero uno che battagliava, no? Cioè uno che non stava zitto. E quindi lassù in alto, ai lati del Presidente del Consiglio, vedevo anche una figura giovane. Sin dall'inizio, io sono entrato nel 2003 e quindi per 15 anni vedevo di tanto in tanto, non sempre, ma vedevo un giovane, che è appunto Pierluigi Porazzi. Là l'ho visto per la prima volta, tra quelli che ovviamente sono i funzionari della regione. Lui è uno che è laureato in giurisprudenza, ha fatto poi anche il concorso per avvocato, poi ha deciso di entrare in regione, ha fatto il concorso in regione, ha vinto in regione, ed è lì, bene. Vedevo questo, per me un ragazzino, dentro il luogo dello scontro, perché per me è lì la matrice più elevata, lo scontro politico, la cosa più bella, e lassù in alto vedevo. Silenzioso, gentile, no? Dispensava pochi sorrisi, ma non lo conoscevo.
Ad un certo punto, mi ricordo quando, il tuo primo romanzo, Nel 2010? ecco, nel 2010, un funzionario vicino a lui, che io conoscevo, molto più vecchio di lui, quasi la mia età, mi dice, sai che ovviamente il mio collega ha scritto un romanzo, no? E da lì poi ovviamente l'incontro, nel 2010, ha scritto romanzi. Ora, lui ha scritto questo è il 6º romanzo. È un thriller, quindi noir. Queste cose qua che poi ovviamente tu dovevi spiegare il senso di tutte queste cose. Uno dice, ha scritto 6 romanzi. Che cosa vuol dire? Uno può scrivere 6 romanzi e se va da un editore friulano può benissimo scrivere 6 romanzi o 6 testi o 6 libri, ma non dice nulla. Anzi, guardate, se voi andate a una casa editrice regionale, minuscola, quelli vi pubblicano qualsiasi libro, devi garantire che prendi 200 quantomeno, no? Cioè tu vai lì, contratti, mi pubblicano il testo, il libro, qualsiasi esso sia, ma io devo garantire che qualcosa si venda, no? E quelli mi pubblicano il testo a patto che io possa comprare il corrispettivo dei soldi, no? Che quelli investono per. Ma le case editrici qui non sono ovviamente friulane. Perché 3 dei suoi testi sono pubblicati dalla Marsilio. Ora, ovviamente, supponiamo che io intenda scrivere un romanzo, non thriller, un qualsiasi romanzo. Cosa migliore in assoluto per uno scrittore sarebbe mi pubblicano la Delphi, o l'Einaudi, no? Cioè tiratura nazionale, considerata casa editrice di spessore e di valore, e quindi è garanzia che il testo vale. Perché quelli lì, la Marsilio, tanto per essere chiari, non è che contratta con l'autore e dice mi compri 200 semopol. No, quelli hanno dei critici che prima vedono l'opera e dicono vabbè, questo può essere la tiratura nazionale. Quindi la garanzia che il lavoro, che il valore, che la preziosità della letteratura depositata nel testo ce lo battezza, ce lo dice immediatamente la casa editrice. Perché se la pubblica Marsilio abbiamo la garanzia che i critici che prima esaminano l'opera dicono è sufficiente perché possa essere a tiratura nazionale. Non lo compra solo il vicino di casa, che è la mia, no? Quelle robe lì. Oltre alla Marsilio, le altre 2 opere, credo sia di una casa editrice torinese. Le ultime 2, esatto, della Corte Editore di Torino. Di Torino. E nel mezzo c'è stato un intermezzo con Pendragon di Bologna, che ha pubblicato Una vita per una vita, che ho scritto insieme a Massimo Campazzo, giornalista di Udinese TV, che vedete probabilmente sugli schermi ogni domenica quando racconta la partita dell'Udinese. Ho capito. Ecco, quindi già questo, no, fa capire, perché bisogna pure introdurre, no, per capire esattamente la caratura di chi dobbiamo presentare. L'altro aspetto che sicuramente credo possa aprire le porte, le finestre per una qualità, è Sole 24 Ore. Questi giornali a tiratura nazionale di tanto in tanto fanno delle offerte, no? Di serie libraria. E c'è stato anche i gialli, no? Nei gialli hanno anche pescato un suo testo e quindi Sole 24 Ore ha pubblicato quale testo? L'Ombra del Falco nel 2014. Ecco, quindi se è entrato nel Sole 24 Ore significa che si vende a Palermo, si vende a Bari, a Milano, no? Chiaro? A testimonianza del fatto che c'è ancora un livello piuttosto elevato è che anche il Corriere della Sera, stessa collana di gialli, e anche il Corriere della Sera ha pubblicato Nemmeno il tempo di sognare nel 2015. Nel 2015. E nel 2015 a Mantova, in una rassegna che ha, insomma, titolo abbastanza preciso, no? Corpi freddi,
cioè si tratta di noir, tanto per essere chiari, i thriller noir. Corpi Freddi ti danno il premio come miglior romanzo nel 2015. Sì, esatto, per Azrael come miglior romanzo dell'anno nell'ambito dei thriller noir italiani. Ecco, quindi questa è l'introduzione per capire con chi abbiamo a che fare, no? Giovanissimo del 66, quindi. Mancato avvocato, funzionario della regione Friuli-Venezia Giulia, ma insomma anche scrittore. Questo è. Io ho letto alcuni testi, tra cui anche questo, che è il suo ultimo. Che cosa deve essere un testo letterario, un libro di letteratura, no? La prima cosa che rende ragione del romanzo è che si misuri la sua capacità di essere vicino alla verità, di essere veridico. Perché se lì, sapete, si può giocare con la fantasia, anzi deve giocare con la fantasia. Ma nel momento in cui si pizzica che la cosa non regge nella realtà, cioè non è traducibile nell'atto della realtà, perde di valore. Io quando l'ho letto, allora, non si deve pensare di leggere un romanzo per vedere se sta in piedi, perché sennò si perde il gusto del leggerlo, questo è chiaro. Però devo dirti la verità che c'è un passo in cui secondo me, c'è un passo, intendo dire, sono 300 pagine, quindi non è un romanzo da 150, no? O da 100, sono 300 pagine. Però c'è un passaggio in cui secondo me, che non svelo, e quindi bisogna leggere per capire dove, secondo me c'è qualcosa che non quadra. Qual è poi la condizione del rapporto tra lo scrittore e il lettore? Bisogna vedere se lo scrittore è leale, perché tanto lui scrive, si sa, no? Ma scrivendo, necessariamente qualcuno poi deve mettersi il naso sopra, deve leggerlo. E se tra l'altro questo è un thriller, e thriller è un giallo, deve offrire a me che lo leggo, per essere leale, tutte le condizioni perché io giunga da me alla conclusione della cosa. Perché e ci sono anche altre impostazioni poco leali, in cui ovviamente io mi metto lì a leggerlo, alla fine quello mi fa una mossa particolare e mi risolve il caso, ma ovviamente dall'inizio, mentre io leggevo, mi aveva nascosto tutta una serie di cose che invece sarebbe stato opportuno leggermente infilare, magari con sapiente abilità e nella quantità misera, però bisogna. Quindi lui però è leale. Cioè tu ti metti a leggerlo e alla fine potresti anche, senza il suo intervento finale, giungere alla conclusione. Ma è evidente che deve depistare a non finire, perché se no, se mi dà tutte le strade ben raddrizzate, no? Senza che mi metta delle curve a gomito, io lettore mi trovo già fregato perché lui mi apre tutte le. Invece il lavoro deve essere mio anche. E perché lui mi permetta la mia fantasia di lavorare, di essere supplettiva, deve deviarmi. Leale, ma anche con questa cosa. E ho riconosciuto nei testi che ho letto che questa vocazione alla correttezza offrire a chiunque legga il testo la possibilità di giungere a conclusione, a meno che ovviamente io non sia del tutto incapace nel cogliere le vicende dei depistaggi, ma insomma posso anche arrivare al dunque. Come è scritto. Guardate, chiaro, qui siamo di fronte ad una scrittura, come deve essere, no? Se leggo Dostoevskij, che il primo romanzo giallo è Delitto e Castigo, però lì è infilato in una condizione in cui ci sono tantissime cose dentro
E non c'è nemmeno una grande velocità, anzi bisogna soffermarsi, fermarsi, riflettere, no? Non troppo, ma il modo in cui si legge, in cui ci si intrattiene dentro le parole, in quel caso non è il modo in cui tu proponi. Lui propone la velocità, classico romanzo giallo del Novecento. Velocità. 300 pagine, 90 capitoli. Che cosa significa questo? Primo, che se sono 90 capitoli sono interruzioni frequentissime. Secondo, che ci sono diversi piani su cui svolge le cose. Terzo, che i diversi piani su cui si svolgono le vicende, pur essendo le une diverse dalle altre, devono trovare una matrice comune che colleghi una cosa all'altra. Con quel ritmo forsennato. 3-4 pagine, finito. E si ricomincia. Anche Dostoevskij nel caso di Delitto e Castigo, no? Dopo un lungo capitolo, riprende quello precedente, quello che anticipava l'ultimo che abbiamo letto, no? Modalità. Quindi ritmo incalzante, sicuramente un testo di quel genere cosa invita a fare? Deve essere veloce, no? Uno. Tanto più sei veloce nella lettura, tanto più ha raggiunto lo scopo. Un romanzo di quel genere lì, uno non si mette, non lo mette lì e poi lo riprende 2 giorni dopo. Lo riprende appena il tempo gli concede di riguadagnarlo e ritornarci sopra e andare avanti. Ci sono però anche altre modalità, per esempio, no? Rammento mia moglie. Romanzi non necessariamente, in questo caso, noir, no, non erano noir, ma nemmeno i gialli, no? Simenon, 150 pagine, media, no? Così. 170, 80, ma erano già ciclopici, no? In quel caso, quella grandissima penna di quello lì, erano 150 pagine, ti creava tutta una condizione, ti risolveva la vicenda nel corso delle ultime 2 o 3 pagine. Tu rimani lì, ma dice, ma come? Le pagine, no, vai velocemente, siamo quasi ancora 2 o 3 e non ho ancora risolto il caso. La bravura, la grandiosità dello scrittore è che proprio nell'ultimo... Che cosa mia moglie diceva? No, io le ultime 10 pagine me le centellino, non vado precipitosamente alla conclusione, come se conservasse una bellezza che invece di essere macinata, no, con velocità, la si incontrasse con una certa dovizia di lentezza, la lentezza della bellezza che tu ovviamente te la dai. Comunque, parlo ancora un po' io, poi tu. È chiaro che c'è da un lato la trama, no? I 2 piani. C'è la trama. Lui, Maledizione, non so se era estate, quando l'hai pubblicato questo? È uscito fino a ottobre. Fino a ottobre, bene. Allora io e lui ci incontriamo metà estate al bar Ausa, no? E lui mi dà tutti gli elementi cardine della vicenda. L'ho maledetto poi alla fine, no? Ho detto, ma mi ha dato tutto, poi lo leggo e sentivo, e quindi io non devo dirvi le cose essenziali. Però al di là della trama, che è ben bastita sicuramente, quella si cala in un contesto, e il contesto è Udine. Uno dice, ma fa un'operazione culturale in cui accanto alle cose relative alle vicende, insomma l'assassinio, no, tutto, quelle robe lì, vuole far trasparire la cultura nostra. Udine, dove abiti? Io a Tarcento, ma Udine. lavoro a Udine, quindi la città che frequento di più è sicuramente Udine. Ecco, allora
uno pensa, immagina che ovviamente venga fuori la cultura. Non c'è più, non c'è più. È una cultura universale, potrebbe essere posato anche sulle sponde di un'altra città più o meno analoga. Rieti, Cuneo, Treviso, no? Cioè non è che leggendo, perché so che è Udine? Perché ci sono le piazze, i luoghi, le strade, e quindi uno di qua, leggendo, si trova immerso dentro la città. Ma il costume dei cittadini, l'operazione non è che vuol far trasparire com'è la condizione dell'udinese oggi. Tutti i romanzi sono lì, no? Sì, tutti ambientati in Friuli. Tutti. Però alla fine uno dice, ho capito com'è oggi l'esistenza tipica, specifica dell'udinese. No, perché non c'è. Perché tutti gli elementi che ovviamente definiscono il comportamento sociale e culturale della città possono essere universali. I due protagonisti, o i protagonisti della vicenda, non danno nulla di ciò che potrebbe essere lo specifico del luogo. C'è la persona singola, che potrebbe essere il commissario, donna, singola, vive col gatto e col cane, e quanti non sono così, ma non solo lì, ovunque, condizione quasi universale, tendenza quasi universale, che sia Udine, che sia appunto a Rieti, cosa cambia? L'altro commissario, che sono in due, quindi ha rotto lo schema dei testi precedenti, quindi qualsiasi ovviamente è sempre leggibile, non è indispensabile aver letto quelli precedenti, ma insomma, ha una sua autonomia, no? L'altro invece è una famiglia anche classica, ma classica nel senso che può stare ovunque. Marito, moglie e figlio. Tanto si avverte, no, che la condizione del nucleo è via via sfilacciato, che può capitare in qualsiasi condizione umana odierna, no? Gli altri tratti dai giudici, no? Perché c'è poi un molto realismo, no? Non c'è una briciola di idealità, non ci sono figure idealizzate. Anche il procuratore della Repubblica, o chi per lui, adesso non ha importanza, anche quello è intriso di cose che non funzionano. Non fa lo schema di mettiamo qualcuno che sta in alto e quindi raddrizza i comportamenti, quindi una visione moralistica, una visione che so idealistica, legata ad una vicenda etica, no? Non c'è, tutto realismo. Però ecco la prima domanda che rivolgo, perché devo vedere anche l'orario, la prima domanda che rivolgo all'autore. Autore, lei ha preso la trama, l'ha calata dentro la vicenda, le chiedo la funzione del noir dentro una realtà del romanzo, della società. Intanto mi alzo anche in piedi per par condicio. Intanto grazie a tutti i presenti, grazie a Mauro che mi ha presentato così in modo così efficace, e anche grazie del giovanissimo che mi hai attribuito e grazie alla Casa della Musica che ci ospita questa sera in questa bellissima sala. Ma diciamo che la funzione del noir è la funzione di raccontare la società che ruota attorno ai protagonisti dei romanzi. Non a caso il noir è quello che tra i generi del romanzo, forse anche più anche dei saggi di critica o del giornalismo, è quello che racconta meglio la realtà contemporanea. Come diceva Mauro, la realtà che volevo raccontare è la realtà dell'uomo, quindi non necessariamente la realtà friulana, che poi è una realtà che con la globalizzazione e l'economia moderna si è sempre più omologata e globalizzata, quindi la vita a Udine non è molto diversa dalla vita di una qualsiasi altra città di provincia o dalla vita anche a Milano, con le debite proporzioni ovviamente.
Io non ho l'eloquio di Mauro, quindi scusate se non ho la sua capacità di intrattenere, la sua capacità istrionica, quindi perdonerete sì, sì. E quindi il noir, diciamo che se vediamo i più grandi autori di noir, ne abbiamo tanti anche in Italia come Massimo Carlotto, che rappresenta molto bene le varie realtà, soprattutto del nord-est, che ha descritto e raffigurato nei suoi romanzi. Sì, c'è un'attenzione molto, molto precisa alla società dove si muovono i protagonisti dei romanzi. Tant'è vero che lo scopo principale dello scrittore di noir è proprio quello di far vedere al lettore la realtà senza fronzoli, senza abbellimenti, quindi in modo molto realistico, se vogliamo a volte anche cinico, ma prevalentemente realistico, quindi fargli vedere la realtà senza frapporre delle immagini edulcorate o poco credibili. Diceva uno scrittore inglese che la realtà, il noir è come uno specchio rotto che riesce a riflettere la realtà proprio perché nello specchio rotto si vedono diversi frammenti dell'immagine che viene quindi rappresentata in tutte le sue sfaccettature, diversamente da uno specchio integro che rappresenta solo un'immagine definita. E il noir è proprio un canale privilegiato, un mezzo privilegiato per raccontare la realtà che si vive, la realtà contemporanea. Io ho collegato anche la reificazione a questo romanzo, perché nel racconto della società si parla anche di situazioni economiche o sanitarie che hanno a che fare con la reificazione da un certo punto di vista. Se pensiamo all'economia, per cui quando un'azienda è in crisi la prima cosa che fa è tagliare il personale, quindi tagliare le persone, gli uomini, gli operai diventano un semplice costo per l'azienda, non sono delle persone, delle famiglie, ma diventano qualcosa da ridurre, un costo eccessivo da ridurre senza farsi grossi patemi. Ci sono anche le questioni legate alla sanità, anche all'interno di questo romanzo alcuni personaggi hanno a che fare con problemi sanitari più o meno gravi. Anche qui vediamo che adesso da parecchi anni lo scopo principale degli ospedali è il pareggio di bilancio, quando dovrebbe essere in realtà il salvare vite umane. Quindi, per cui nella realtà se un ospedale finisce non so, delle valvole cardiache a novembre e il budget prevede che si possano ordinare solo da gennaio, chi ha la sventura di ammalarsi di cuore da metà novembre in poi deve aspettare gennaio per essere operato. Se nel frattempo tira le cuoia, peggio per lui. Questo è il modo di ragionare, ad esempio, della sanità odierna, per esempio. Anche questa è la reificazione, quindi considerare non la vita umana, la persona, ma un costo, una cosa che deve essere messa in un budget. No, chiaro, benissimo. Quindi puoi siediti. Ah, no, tranquillo. La cosa che regge poi l'economia di questo lavoro è una cosa che poi mi intriga parecchio, perché ha a che vedere con la mia formazione. E la curiosità quell'estate, prima che lui pubblicasse il testo, era andata proprio a ficcarsi dentro questa vicenda centrale. Qual è la vicenda centrale? Il DNA. Allora, nelle condizioni di, non il thriller, perché insomma il thriller deve tenere sempre a destra, no? La preoccupazione, la paura, la parte noir deve metterti di fronte immagini che sono crude, violente. Infatti io, guarda, quando ho letto alcune pagine, questo già, ma quelle precedenti anche pure, quindi è noir perché in effetti quando uno si trova nell'ingombro della difficoltà emotiva del vedere quel che scrive lui, no? O quello che scrive chiunque, adesso non ha importanza, il noir, tu senti il peso di quello che sta accadendo, quello che sta capitando, no? E non ti liberi facilmente, anzi proprio lo respiri, no? Io alcune pagine, non tante, però alcune pagine ho faticato dal punto di vista emotivo, cioè ho vissuto la cosa che lui rappresentava. Vuol dire che era scritta nel modo giusto. Sì, no, in effetti no, questo è un pregio notevolissimo, ma insomma il DNA.
nelle vicende poliziesche, no, antiche, anche attuali se vogliamo comunque, si risolve il caso quando le impronte digitali inchiodano uno, no? Adesso l'impronta è il DNA. Dov'è l'artificio che ovviamente lui, e questo mi ha stupito, è che invece mostra che non è sempre vero. Quanti casi non abbiamo sentito ultimamente anche in televisione, no? Ah beh, quello io mi è fregato, ho trovato il DNA e via di sé. Questo invece è un romanzo che si costruisce su una vicenda che poi ho visto, no? Non è veritiera, è scientifica. Quindi c'è un aspetto scientifico. Cosa dire, dell'embriologia, no? Presente la... Non voglio svelare tanto. Non diciamo troppo. No, beh, dico embriologia, Sì. beh, ma insomma, non capisci? Hai capito cosa significa? No, non hai capito cosa significa. È inutile che tu ovviamente scherzi, non sai. E quindi lo sviluppo embriologico, no? Dopo i due gametti che, poi c'è qualcosa, lo sviluppo per arrivare alla conclusione. Poi la vita fetale, e poi si nasce, no? Allora, il giochetto sta, ed è tutto scientifico, nella fase appunto embrionale. Allora, dove cavolo hai trovato e scoperto sta cosa? Beh, questo appunto uno dice come nasce l'idea di un romanzo. A me è nato appunto parlando a una cena tra amici e uno raccontava di questo caso particolare che ovviamente, di cui ovviamente non diciamo nulla per non svelare la sorpresa finale. E questo caso particolare che riguarda anche il DNA mi aveva colpito e avevo pensato come posso costruire una storia intorno a questo caso, questa vicenda particolare che è una cosa, come dicevi tu, reale, scientifica. E da lì ho iniziato a pensare alla trama del romanzo perché poi il romanzo viene sempre costruito dal finale e da dove lo scrittore va a parare, quindi deve sempre avere il chiaro finale in testa e poi si costruisce man mano che si scrive. Per raccontare brevemente la trama del lato nascosto senza svelare molto, l'indagine inizia con la morte di una ragazza, di una donna che viene trovata uccisa nel suo appartamento. Il caso sembra di facile soluzione perché la polizia trova il colpevole ideale, parrebbe, un pregiudicato che ha avuto dei rapporti con questa ragazza, quindi è l'indiziato principale. Però le cose non saranno così semplici come sembrano, perché altrimenti il romanzo finirebbe dopo 20 pagine ovviamente, quindi ci saranno degli imprevisti che complicheranno l'indagine e porteranno gli investigatori a rivolgersi ad altre piste che scoprirete se avrete la voglia di leggere il romanzo. Piste che condurranno anche a una organizzazione criminale che sta prendendo piede in questi ultimi anni. No, fermo, perché ovviamente tu vai troppo in là e tu impedisci che io ti faccia delle domande. E questo non va bene. Nell'economia del gioco, ovviamente, delle parti, dentro la commedia che stiamo appunto recitando, ciascuno la sua. A me le domande e a te le risposte. Allora, però c'è una curiosità, un'ulteriore curiosità che investe chiunque. Cioè, scrivere un romanzo, sono 300 pagine, possono essere 400, 200 o 100, non ha importanza. Qual è la fatica? Perché giustamente tu dici si parte dal finale, no? Però quanto tempo impieghi per orchestrare la vicenda? C'è una parte che lasci libera perché ovviamente si muova secondo suoi ritmi estranei a te, per cui si scrive da sé il romanzo, oppure tu il romanzo lo devi in qualche modo coltivare dalla A alla Z per interezza partendo dalla fine? Cioè, insomma, in sostanza, l'ABC della costruzione di un romanzo, supponiamo che qualcuno intenda farlo. No, dico che si parte suggerimenti. Si parte dal finale, nel senso che bisogna avere la trama in testa abbastanza chiara, poi si può costruire un romanzo anche senza avere un'idea di trama, ma basandosi su un lavoro nel corso della scrittura. Quindi Stephen King diceva che lui ha costruito molti romanzi,
partendo da una situazione iniziale, poi chiedendosi come potrebbe svilupparsi questa situazione, ad esempio nel caso di Cujo, un cane che viene affetto da rabbia, che assedia una famiglia in un'auto, cosa può succedere dopo? Questo è un classico caso di romanzo che può nascere anche se non si ha ancora presente il finale. Io di solito nei miei romanzi ho sempre ben chiaro il finale dove voglio arrivare, e poi tutto un lavoro, come dicevi tu, di grande fatica, però non è, nessuna parte del romanzo si scrive da sola o molto facilmente, è un lavoro di grande fatica che per me, che non faccio lo scrittore come unica professione, che è una cosa che in Italia soprattutto, dove si legge poco, pochissimi autori possono permettersi, direi che si contano sulle dita di una mano quelli che hanno la fortuna di poter fare solo gli scrittori come mestiere. Io ci impiego circa un anno a scrivere un romanzo, quindi non lavorando ovviamente a tempo pieno, ma lavorando nei ritagli di tempo durante le ferie, nei weekend, le sere libere, eccetera. Ed è un lavoro di grande fatica intanto scrivere un romanzo, perché sia dal punto di vista della scrittura, sia dal punto di vista del ritmo, della trama, e anche perché, essendo un romanzo giallo, ogni cosa deve collimare, quindi non possono esserci delle incongruenze, dei buchi narrativi, quindi tutto deve essere tenuto sotto controllo, e il controllo deve essere molto rigido, molto ferreo, dalla prima all'ultima pagina. E poi il lavoro anche di documentazione, perché un romanzo thriller deve essere appunto realistico, credibile, anche nelle procedure di polizia o di investigazione o procedurali che si svolgono nel corso del romanzo. Io, oltre agli studi di giurisprudenza, mi avvalgo ad esempio di un consulente che lavora nell'ambito della polizia scientifica veneta, quindi mi dà qualche volta dei consigli o dei suggerimenti su alcune scene, se per caso c'è qualcosa da limare o da aggiustare nel corso dei procedimenti che si svolgono nel corso del romanzo. Chiaro? Allora, c'è però la parte, secondo me, cruda, no? Che abbiamo detto prima, no? Qui una considerazione che faccio io. Allora, se il romanzo può essere messo ovunque, può essere collocato in ogni luogo, non c'è differenza, è perché sono venute meno le condizioni di un tessuto sociale specifico, no? La tendenza odierna è che i corpi intermedi, diciamo culturali, politici, no, sociali, senso lato, anche sportivi, hanno una durata brevissima. Si sfarinano dall'oggi al domani, tutti i fenomeni sono fenomeni che non hanno capacità di resistere, si formano e poi si distruggono in funzione del fatto che ciascuno di noi un po' è orientato da una stella polare individuale e personale. È come se venissero a mancare orizzonti più ampi e tutti quanti invece industriati a pensare sé, no? E questo via via rende il tessuto sociale sempre più misero, sempre più debole, sempre più fragile, si spezza. Fenomeni politici poi tra l'altro lo vedono, no? Si vede costantemente, no? Nulla che resista troppo a lungo, nulla che abbia il connotato della stabilità. Tutti i luoghi sociali per eccellenza, la famiglia stessa, no? Luogo centrale della socialità, no? Nucleo centrale, sfarina, no? Cioè questa tendenza è una tendenza che avviene ovunque, sotto l'egida di un comportamento di pensiero, eccetera, che potrebbe essere quello che dicevamo nel corso, la reificazione, una serie di cose di cui si può ovviamente far tesoro e discutere e far tema di discussione. In tutta questa vicenda dello spezzettamento, della fessurezione del tessuto della società, in quei grembi lì dove ci sono lame che rompono, frangenti venuti meno, architetture ormai inconsistenti, e taxe può zampillare qualcosa, no? La malavita,
inimmaginabile per certi versi certo tipo di malavita che attecchisse nel nostro sistema sociale fino a 20, 30 anni fa, 40 anni fa. Era inimmaginabile, no? La mafia, guardate, non si vede, c'è. Ha trovato spazio, trova luogo. Non in una città magari come anche forse Udine, ma sicuramente nel nord. Ma qual è la ragione, il motivo? Che appunto quella architettura forte di società costruita secondo modalità più robuste, più ricche, culturalmente più... è venuto meno. Il romanzo, e questo secondo me è la cosa più interessante, è lì che trova lo spunto la parte più violenta, noir per questo, è la mafia nigeriana. Guardate, dico questo perché ieri, pranzando con un mio amico, che non è stasera, ma che per solito viene, ma insomma ha 84 anni, mi aveva fatto cenno di un fatto che mi ha messo un po' così. Ho letto il romanzo, ho sentito della mafia nigeriana, lui ieri mi fa un caso a Gorizia di una vicenda, non dico analoga, ma dove si parla appunto di mafia nigeriana. In Veneto c'è già con gran forza. Tu hai accentuato il caso di una presenza nelle nostre realtà, ma guardate che casi di questa natura ormai fioriscono un po' ovunque, nel nord, figuriamoci altrove. E poi metti anche Parigi, c'è tutta una serie di cose, no? Questi collegamenti. Allora, voi capite che il concetto di mafia è chiaro, no? La legge, l'universale. Diciamo così, il contratto che riguarda tutti quanti, che fa di una realtà uniforme, è per questo bellissima, no? Per questo divina. La legge insomma è una cosa. Se tu la legge non la rispetti e dai a te stesso delle leggi che sono tutte familistiche, legate solamente al tuo contorno, questa è la mafia, e se quella cosa lì giunge qui, significa che noi abbiamo perso ciò che in qualche modo abbiamo invece precedentemente guadagnato, ed è lo spessore della cultura di una comunità. Cos'è la mafia nigeriana dentro questo testo? Beh, la mafia nigeriana, come accennavo prima, compare in una delle piste che seguono gli investigatori dopo l'omicidio di questa ragazza. Quindi non sveliamo come e perché poi altrimenti rovineremmo la lettura. Ma compare a un certo punto un personaggio che è legato alla mafia nigeriana, che è una mafia, forse impropriamente anche improprio definirla mafia perché non si regge su legami familiari, ma è un'organizzazione più che altro di tipo militare, molto militaresca, quindi molto gerarchica, in cui i ruoli sono estremamente definiti e che sta prendendo piede, come diceva Mauro, in tutta Italia. Ci sono regioni in cui sono più radicata, come ad esempio il Veneto vicino a noi, però ovviamente come è presumibile si diffonderà anche in Friuli con il passare del tempo, perché è connaturato in questi fenomeni criminosi espandersi dove non hanno ancora trovato un aggancio, un terreno fertile. Ci sono rapporti poi della mafia nigeriana con anche altre mafie locali, quindi anche lì c'è tutta una narrazione, se vogliamo, da effettuare. Anche sulla mafia nigeriana mi sono basato sul mio consulente, che mi ha dato anche lui qualche consiglio, ma anche sulla mia conoscenza, tanto è vero che poco dopo che è uscito il romanzo c'è stata, forse ricorderete, verso novembre, prima della fine dell'anno, c'è stata una maxi retata che ha colpito la mafia nigeriana in Italia e anche in vari paesi d'Europa, e quindi è stato un po' profetico come vicenda quella che narravo. Ma poi ritorno un attimo sul DNA perché non avevamo completato il discorso, perché il DNA teoricamente è
è il mezzo più affidabile, è a prova di errore. Se il DNA però è trovato, viene prelevato da un campione che si sa con certezza a chi appartiene. Ad esempio per la prova di paternità il DNA non ammette dubbi. Se si fa l'esame del DNA sul padre, sul figlio, sulla figlia, si confrontano i due campioni, si scopre se il bambino è figlio o meno del padre. Adesso forse di questi tempi si potrebbe anche fare sulla madre, perché con la genetica anche il mater sempre certa non è più così. Non è più così. Però quando si parla di scene del crimine non si trova quasi mai un DNA puro del colpevole, dell'assassino. Il DNA dell'assassino è quasi sempre è mescolato con quello della vittima. Quindi la scientifica deve fare un lavoro deve dividere il DNA del colpevole da quello della vittima. E l'operazione non è meccanica e semplice come potrebbe sembrare, ma richiede un ragionamento, quindi un procedimento deduttivo che può anche indurre in errore l'operatore della scientifica. È dimostrato che in vari casi si può anche incorrere in un errore nel dividere i due DNA, quindi trovare un profilo che in realtà non è quello dell'assassino ma un profilo terzo. È un po' come se ci fossero sulla scena del crimine le lettere dei nomi dell'assassino e della vittima mescolate insieme. Uno toglie le lettere della vittima perché conosce già ovviamente il suo nome e rimangono quelle dell'assassino, però non si sa quante lettere della vittima e dell'assassino siano in comune, quindi uno rischia di togliere, in questo caso i loci del DNA, rischia di togliere o di aggiungere qualcosa che magari non è presente nel DNA dell'assassino. Bene, mi pare che sostanzialmente, visto che il tempo, dobbiamo avere anche il tempo finale, perché tu, se qualcuno ti compra il testo, fai la dedica, insomma quelle cose lì. Perché alle 8 bisogna chiudere, mi hanno detto che mi danno anche i cioccolatini se finisco alle 8, no? Quindi ovviamente mi prendono anche per la gola. Ci sono delle domande, curiosità circa questa cosa? Qualche domanda è sorta? Ma di solito ci metto circa un anno per scrivere un romanzo. Prego. 6 romanzi, sì, poi una raccolta di racconti in precedenza che era stata pubblicata da un piccolo editore. No, i racconti erano un po' diversi, erano di genere simbolico esistenziale, quindi di vario genere, non erano noir. Poi è successo che ho iniziato nel 2010 con L'ombra del falco, quindi il primo romanzo ha avuto un ottimo riscontro e quindi poi ho proseguito con il romanzo noir, che peraltro a me piace, quindi non mi trovo ingabbiato in questo genere, è un genere che mi piace anche come lettore, quindi lo conosco molto bene e mi trovo a mio agio. Quando ho iniziato avevo scritto in contemporanea, oltre all'ombra del falco, anche un altro romanzo non di genere, che però poi non è stato pubblicato, quindi è rimasto lì ed è ovviamente, avendo avuto riscontro con l'ombra del falco, gli editori chiedono chiaramente sempre un romanzo dello stesso genere. Ah beh, magari, no, solo che purtroppo non dipende da me. No, finora non mi hanno mai contattato, ma se dovesse capitare ne sarei ben lieto, anche perché diciamo che la televisione e il cinema danno una bella svolta alla carriera di uno scrittore, anche soprattutto dal punto di vista economico. Giancarlo. Sì, beh, anche. Sì, prego. Sì, di Tarcento, sì. Diventa un individualismo, no? Non ci sono più gli orizzonti
più ampia, ma questo individualismo, no? Questa reificazione, ecco, in cosa noti il cambiamento proprio della nostra società, in quello che tu rappresenti, in quello che scrivi? Ma appunto per quanto riguarda i Friuli, nel fatto che, come diceva lei, non esiste più un friulano tipico, un modo di vivere friulano che è diverso da quello di altri paesi. Una volta arrivando in Friuli dalla Lombardia o dal Veneto o dal Piemonte si percepiva, si sentiva, si vedeva la differenza, cosa che adesso si vede molto meno, è molto meno percepibile. E poi io racconto in generale dell'uomo, dell'animo umano, quindi poi di sentimenti, di conflitti che sono comunque comuni a tutti gli uomini, quindi senza distinzioni geografiche o di nazionalità, e quindi in questo senso è anche universale. E racconto una società che è sì quella friulana, ma anche quella contemporanea in generale, perché racconto appunto come si sta vivendo questo periodo molto, per certi aspetti molto complesso e molto difficile a livello sociale, economico e sotto tutti i punti di vista. Prego. Prego Claudio. Io sono d'accordo con lei che dice che si parte dal compiuto, cioè dal finale, perché se si andasse a costruire il romanzo, secondo lei non si rischierebbe anche di cadere nella cronicità, senza conoscerne appunto il finale? Beh sì, bisognerebbe stare attenti a condurre, a tenere ben salde le redini del romanzo per non debordare verso magari sottotrame o considerazioni che dopo fanno deviare rispetto a una trama principale. Però dice ad esempio Stephen King, lui i romanzi che ha scritto partendo solo da una situazione, quindi chiedendosi cosa può succedere dopo, lui in pratica era come se fosse lui stesso un lettore del suo romanzo, perché non sapeva dove sarebbe andata a finire la vicenda. E quindi da un certo punto di vista anche per lo scrittore può essere affascinante anche questo, nel senso di scrivere il romanzo man mano che le vicende si susseguono, e quindi non si sa dall'inizio cosa accadrà ai protagonisti, ai personaggi, ma lo si scopre man mano che si racconta il romanzo. Sì, anche un po' più difficile nel romanzo giallo, perché se si vuole costruire un intreccio credibile e che regga 200-300 pagine di romanzo, è molto complicato costruirlo in questo modo, cioè partendo senza sapere chi è l'assassino, perché altrimenti diciamo che l'enigma non può essere necessariamente molto sofisticato. È chiaro che in questo tipo di romanzi gialli bisogna aver chiaro soprattutto qual è l'enigma e dove si vuole andare a parare, dove si vuole e qual è diciamo la soluzione del caso, come può l'assassino aver compiuto il misfatto senza cercando di eludere le forze dell'ordine. Ecco. E da questo punto di vista ci sono poi varie differenze nell'ampia categoria dei gialli. Ci sono appunto i thriller, i noir, i mystery. Per intenderci, i mystery sono quelli all'Agatha Christie, come il giallo classico, che ormai non si scrive quasi più, per cui è un gioco in pratica tra lo scrittore e il lettore per indovinare, perché il lettore riesca a indovinare l'assassino prima che glielo sveli lo scrittore. Il thriller dalla parola thriller, è un romanzo emozionante, quindi incalzante, che ti incita alla lettura, quindi è difficile, come diceva Mauro, posarlo sul comodino perché ti incalza ogni capitolo a proseguire la lettura. Il noir, come dicevo prima, invece è un racconto molto realistico e crudo della società contemporanea, quindi anche un romanzo sociale, se vogliamo. Prego. Io volevo chiedere, per il suo modo di scrivere, qual è il suo rapporto con la costruzione dei personaggi e proprio con la scrittura, nel senso è anche un'occasione per lei di togliersi qualche soddisfazione, nel senso c'è qualcuno che magari qualche personaggio che può costruire e poi ammazzarli, oppure ha un ruolo anche di tipo catartico, un ruolo diverso, o un bisogno tecnico, cioè bisogna costruire una storia, di farla funzionare bene e di arrivare ad una conclusione. Era un primo aspetto. E poi volevo chiedere rispetto proprio alla scrittura il rapporto con la parte dell'editing, no? Con la casa di
oppure se no un editor che le permette di confrontarsi per lavorare sul scritto, come funziona dal tuo punto di vista? Beh, qualche scrittore dice che è meglio non farsi nemici degli scrittori perché sennò si rischia di finire in un libro, no? E di fare una brutta fine. No, in realtà nei miei romanzi non ci sono personaggi ispirati a persone reali, magari prendo, ecco, da persone che vedo, che conosco un modo di fare, un tic, una gestualità per rendere il personaggio più realistico e più concreto. Ad esempio in questo nuovo romanzo debuttano dei nuovi personaggi che sono diversi dal cast dei precedenti e che sono venuti fuori molto naturalmente dalle pagine, sono quasi come se aspettassero di essere narrati. Sono dei personaggi molto realistici e molto credibili, quindi non sono protagonisti supereroi oppure senza macchie, senza paura. Sono dei poliziotti che hanno anche loro i loro punti deboli. La protagonista è una donna, ad esempio la protagonista principale, è una donna con tutte le sue insicurezze, ma anche i suoi punti di forza, la caparbietà, il non volersi mai arrendere e il senso di giustizia che la pervade, quindi sia lei che il suo collega. E quindi sono comunque personaggi molto realistici in cui qualunque lettore potrebbe identificarsi. E riguardo alla scrittura, cosa mi ha chiesto? Ah, gli editor, sì, sì. No, non ho un editor particolare personale. Di solito quando si lavora con case editrici a livello nazionale ti segue sempre l'editor della casa editrice, che per chi non lo sapesse è una figura come potrebbe essere definito un redattore che segue lo scrittore il romanzo, quindi lo legge, trova dà magari dei consigli su come riscrivere o rivedere o limare certe scene, certi passaggi del romanzo. Io devo dire sia con Marsilio che con la corte editore, ma anche con Pendragon mi sono sempre trovato molto bene con gli editor con cui ho lavorato con Jacopo De Michelis in Marsilio, e adesso ho lavorato direttamente con la corte, con il titolare della casa editrice. E sempre diciamo che nessuno mi ha mai riscritto niente del romanzo, quindi tutto quello che nei miei romanzi è stato scritto da me, anche se ci sono, soprattutto in casi di grandi lanci editoriali, editor che riscrivono pesantemente brani, a volte anche in modo molto invasivo, di autori che lanciano, perché ovviamente devono rendere accettabile un prodotto che viene lanciato con un certo dispendio finanziario. Quindi è famoso il caso di Paolo Giordano, ad esempio, che è noto in ambito letterario, per cui è stato scritto insieme all'editor Antonio Franchini, che all'epoca era editor Mondadori.